Ah, Luigi Sposato che si è fermato. Sì, no, volevo dire a Fortuni, l'amico Fortuni, che ho il piacere sempre di discutere e dialogare. No, volevo chiedere, lei ha detto che grazie all'export c'è un po' di ripresa oggettiva. La domanda è, secondo lei c'è stata qualche scelta politica, al di là del Job Act, che abbiamo detto che per il momento non lo tocchiamo, che possa aver anche incoraggiato questa ripresa? Ma se partiamo a livello veneto, diciamo così, i partner sociali e le istituzioni hanno collaborato fittamente, credimi, perché quelle poche risorse che sono a disposizione della Regione, che sono prevalentemente Fondo Sociale, FESR, FEARS e FEAMP, che sono praticamente la dote che grazie a quello che mettiamo lì vengono spesi, sono stati orientati esattamente a turismo, manifatturiero d'eccellenza, agroalimentare di eccellenza, e tutte le azioni, piuttosto di mandarle a pioggia in assistenza, sono azioni innovative atte a smuovere nuova impresa, perché l'impresa, per fortuna del Veneto, che il Veneto ha una cultura antica, che è il fatto di essere coesi, è il fatto della famiglia, è una famiglia comunque sia. Dopo le scarpate se le tiriamo tutti, politiche, sindacali, però c'è questa grande se lei avesse potuto, ed è servito a non fare assistenza, ma cominciare a proattivamente. Se lei avesse potuto, producendo molte buone iniziative di impresa. Se ci fosse stato un milione, se ci fosse stato 1 milione di euro in più, lei come avrebbe suggerito di investirlo? Dovrebbe essere 1 miliardo in più per dico 100 euro in più. 12, 13 è simbolico, è simbolica la cosa. Il bilancio e 8,5 sono in sanità. È simbolica. Io li spenderei, attento molto bene a questa roba, li spenderei sulla società, su far star bene la società, perché è dimostrato che tutti i paesi vincenti, Germania in testa, la società è ben governata, le assistenze sociali, la possibilità di portare il bimbo all'asilo nido e poter lavorare tranquillamente, il fatto di avere un'elasticità nella giornata per la mamma, perché dobbiamo garantirci un po' del futuro. In Veneto siamo 5 da 0 a 15, 5, 7 da 65 in là, ti basta. Chiaro. Quindi chi fa una buona società sarà vincente, e guardati alle società, ma la società del nord, del nord ma non abbiamo parlato di produzione di ricchezza, ma dobbiamo produrre la ricchezza per dare, diciamo, assistenza alla società. Io ho risposto a una domanda precisa. Io ho detto se c'era 1 milione. Ma il concetto è molto chiaro: se la gente sta bene, rende di più sotto tutti i profili. Se è agevolata, se ha gli servizi, sì, chiaro. Se non si deve scannare, la soddisfazione dei bisogni l'abbiamo studiata a scuola e si sa benissimo psicologicamente, socialmente cosa dà e cosa può creare. Ma per creare il sociale, chi lo paga? La spesa pubblica? Che è aumentata. O i fondi regionali? No, domanda. Guarda, era una domanda. È un problema che abbiamo, non è un problema che non abbiamo. E un ritorno a voi. Se la spesa pubblica, anzi su questo sta tagliando, perché il mio bimbo piccolo e anche l'altro mi costano 600 euro al mese per metterli dall'1 al 3, 600 euro al mese. Facciamo un esempio. Allora ma qual è il ragionamento? Il ragionamento è che per creare spesa sociale bisogna creare ricchezza. Ma chiaro. Ma non è mica tanti discorsi. Se bloccano a 360 gradi la possibilità di sviluppare ricchezza, perché la stanno bloccando. È quello che volevo chiedere. C'è questo problema che stanno bloccando il produrre ricchezza? Se non si fanno, come dicevamo nelle altre trasmissioni, se non si guarda la realtà economica, finanziaria, ma politica in globale, cioè facendo delle macro politiche, se facciamo
gli 80 euro in busta paga, che costa 12 miliardi. Interventi a spot. Quindi questi interventi sarebbero insufficienti? Che assumo e non pago per 3 anni, poi adesso 2015, 2016 abbiamo tolto il 40%, no? Bortolami, fatto le assunzioni tu Presidente del Consiglio, cosa faresti tu? La prima azione che faresti da Presidente del Consiglio? Simpatico. Non ti montare la testa, voglio dire. Una delle azioni che bisogna fare è sicuramente rivedere l'impatto fiscale, ma soprattutto di gestire la spesa pubblica in maniera più coerente, perché la spesa pubblica è talmente da noi in Italia basta, o non neanche contabilizzata, secondo me, perché i bilanci non so se siano poi tanto veri, quelli pubblici, che questa è la voragine, perché noi dobbiamo aumentare le tasse per coprire il debito. Come si sposa però? Di continuo. Bortolami, ma come si sposa con Fortuni che diceva che bisogna dare comunque un certo tipo di sostegno al sociale? Come si sposa? Per questo stavo dicendo, se noi creiamo... il sostegno è proprio questo. Ce lo siamo preso. Noi ricordiamo che veniamo, la nostra area era una zona in cui si aveva il primo, il secondo e il terzo lavoro. Assolutamente. Quindi il primo lavoro era quello che ti pagavi le tasse, il secondo lavoro non pagavi le tasse, il terzo lavoro se avevi ancora la rendita, ed è quello che ti serviva per farti la seconda casa. Quindi se tu fai la Pontebana, il terrario, tutte le strade, vedi la casetta fatta col primo lavoro, la casa per i figli fatta col secondo lavoro, un tenore di vita dignitoso. Nel momento in cui la crisi economica ha spazzato via quasi tutto, è rimasto il primo lavoro e già quello era difficile tenerlo. Un professore di Ferrara aveva disegnato, quando ha parlato dell'economia nella crisi del 2008, ha fatto un grande rettangolo che prendeva dalle province industriali tedesche, scendeva giù fino alla pianura veneta. Questo è il rettangolo della produttività. Vero. Qua si fa tutto. È la macrozona del Veneto, sto grande rettangolo che ci tira dentro un po' tutti fino a Stoccarda. E quindi? Questo è il modello produttivo fatto sulla manifattura. Poi ne abbiamo anche altro. Per far ripartire tutta la giostra non è facile, bisogna cambiare mentalità, modello, un sistema del credito che vediamo quanta fatica fa a diventare qualcosa di diverso e che funzioni. Dicevamo sempre che su 60 lire o euro di cui un'impresa ha bisogno, cioè su 100 lire di cui un'impresa ha bisogno, 60 era sempre presa dalla banca. Anche lì bisogna riprendere un po' a studiare dei nuovi canali. Ieri sono stato da un medico a fare una visita, era un medico di colore che veniva dagli Stati Uniti, ha lavorato nel Massachusetts, è venuto qua, poi ha detto che sta benissimo, la nostra sanità rispetto a quella americana è di un altro livello, non c'è paragone. Quindi noi abbiamo la miglior sanità d'Europa, ma questo a detta di tutti. Abbiamo un buon sistema scolastico, sicuramente fino al liceo o fino alle superiori, un buon sistema scolastico. Anche un paio di università, dai, mettiamole, no? Dopo si scappano, però mettiamole. Forse secondo me è meglio l'università che... Se poi vanno tutti all'estero e vengono assunti tutti, significa che l'università è buona. Abbiamo in casa le risorse per poter sistemare le cose. Abbiamo una spesa pubblica ovviamente pesante. Il fatto di attraversare e di avere un periodo di tassa zero aiuta, ovviamente se hai un debito molto importante, a avere tassa zero ti aiuta a pagarlo, quantomeno a fare una migliore razionalizzazione dei costi. Ma abbiamo una spesa pubblica che è assorbita dalla sanità in maniera pesante, quindi è un modello che va ripensato, un modello della previdenza che va ripensato, un sistema legato alla scuola, dove dobbiamo sostanzialmente coinvolgere l'imprenditore in maniera più proattiva. Un imprenditore non dovrebbe pagare le tasse sui soldi che dà alla collettività. Se io imprenditore ho un'impresa e nel mio territorio in cui ho la mia impresa una sorta di bilancio sociale, costruisco come negli altri paesi, costruisco una scuola, costruisco un asilo, cioè faccio anche altro. Questo contribuisce a creare senza dubbio valore sociale. Non devo pagare l'imposta. Potesse un'idea, dovreste scaricarteli. Se io do 100.000 euro al liceo di Cadonego, di Montagnana, perché si faccia la palestra, la piscina, e lo daresti magari volentieri. Su questo sono delle cose. Questo che poi questa è una cosa concreta. Il modello Veneto, quello che ci ricordiamo, nacque proprio in questa maniera. Prima si parlava della Camera e al Senato, sia quel modello alla francese. Anche lì dobbiamo sempre rifarci a un modello, ci vuole tanto ad arrivarci, che ci consente di dire
tu privato vuoi investire nelle imprese del territorio di cui ti fidi, conosci l'imprenditore, vuoi investire, beh, io ti consento di investire e i ricavi non te li tasso, fino a 150.000 euro, questo è in discussione. In Francia questo... Noi ci arriviamo per approssimazione, sempre rifacendoci a modelli che vengono in uso, che sono in uso da altre parti. Questo ci fa un po' torto, no? Perché se è una cosa che abbiamo sempre è originalità. Dovevamo farlo e potevamo farlo prima. Zara, lei è partito un attimo solo. Prima Lorin, prima a Luciani, Lorin e poi dopo prima giustamente si diceva che per fare quello che ci chiede il sindacato, ma che lo chiedono tutti i cittadini di fatto, no? Di poter avere un sociale più equo, una felicità distribuita, chiamiamola così. Ci vogliono le risorse, giustamente, si faceva appello a queste risorse. Oggi il Veneto di risorse e di ricchezza ce n'è, e ce n'è tanta. Noi contribuiamo al bilancio sociale dello Stato italiano centrale per 20-21 miliardi di euro all'anno, cioè i veneti fondamentalmente con il loro lavoro, le industrie con il loro lavoro, gli imprenditori, i professionisti e anche gli operai stessi contribuiscono con i soldi delle loro tasse al mantenimento dello Stato centrale in una bilancia al negativo di 21 miliardi, cioè noi regaliamo, detta proprio fuori dai denti, 21 miliardi di euro residuo fiscale. Allora, la ricchezza c'è. È che viene gestita male, giustamente, il richiamo al gestire i soldi pubblici in maniera oculata è fondamentale. Oggi sapete benissimo è in discussione, in trattativa con il governo centrale da parte del governatore Zaia che dice signori dobbiamo trattare, non possiamo continuare a gettare soldi perché poi la verità è che Renzi cosa vuole fare nella sua riforma? Vuole togliere alle regioni le competenze, che basterebbe applicare i costi e il modo in cui il Veneto gestisce la sanità ad esempio. Sta centralizzando. Facendolo in maniera, se replicasse il modello Veneto a tutta l'Italia ci sarebbe un risparmio che si dice che vada, poi gli economisti diranno severo, che va dai 4 ai 12 miliardi di euro. Cioè, perché dobbiamo andare? Cioè, non risolve il problema, però cominci a ottimizzare la sanità, a prendere le eccellenze ove ci sono e replicarle nel paese. Dobbiamo andare in Francia a vedere i modelli, per carità, andiamo a vederli. Ma li abbiamo in casa molte volte questi modelli. Dobbiamo farli noi i modelli. Dobbiamo tagliare alle regioni o dobbiamo tagliare allo Stato centrale che sta scialacquando? Dobbiamo continuare a pagare, che ne so, i 200 cacciabombardieri nuovi o possiamo abbattere il debito che ci permette di avere una speranza per il futuro? No, a me scorda pagare 1100 fischia tra Camera e Senato, tutta questa gente qua, che siamo un paese... Ma quella è demagogia, cioè non sono i 300... No, ma da lì si inizia, no, è che dall'alto si deve iniziare. Sono dello Stato centrale che vanno tagliate. Appunto, è là non è il governo centrale. 500 milioni di euro all'anno di carta igienica. Volevo riportare la discussione un pochettino sui canali che ci eravamo dati in partenza, condividendo comunque in parte quello che stavi dicendo. Mi riporto quello che diceva un attimo fa il sindacalista. Allora, siamo partiti, l'economista dice ma dobbiamo rivedere certi modelli produttivi, dobbiamo cominciare a ragionare sulla globalizzazione, il piccolo non è più bello, eccetera, eccetera. Allora, io ho fatto rappresentanza di categoria per 16 anni e soprattutto della piccola e media impresa. No, non è vero che il più piccolo è più bello. Fermo, il più piccolo e il più bello è già passato, benissimo. Però stiamo dicendo, il sindacalista ci portava dei numeri, che condivido, perché li conosco anch'io e sono quelli, dove comunque al pari dell'Italia, se noi ci andiamo a mettere in quel rettangolo famoso, noi possiamo tranquillamente competere con l'Europa in maniera alla pari, senza nessun problema. Diventiamo e andiamo giù nel momento in cui siamo conglobati all'interno del sistema Italia, che non è assolutamente competitiva. Ma noi siamo competitivi per cosa? Qual è il nostro modello produttivo? Perché poi parliamo di tante belle cose, però le cose si fanno solo ed esclusivamente tramite la produzione di ricchezza. Se abbiamo ricchezza facciamo anche il sociale, che è una cosa bellissima, straordinariamente bella, quella di creare, diciamo, opportunità per tutti, diciamo, una ricchezza diffusa. Ma andiamo a vedere il nostro Veneto come è fatto. Qui la grande impresa non esiste, non c'è mai stata. Benetton, delocalizzato 10 anni fa. Benissimo. Noi qui andiamo avanti per modelli che sono, i dati che ho, sono quelli di 2 addetti, punto 7 per azienda. Stiamo parlando di aziende soprattutto familiari, parlo a livello medio. Però riusciamo, nonostante tutto, che ci dicono che il piccolo non è bello, che dobbiamo allinearci, dobbiamo trasformarci, dobbiamo, però siamo ancora quelli che a livello nazionale hanno una disoccupazione inferiore, hanno tutta una serie di altre cose. Qual è il ragionamento? Finisco, qual è?
che vuol dire che probabilmente noi stiamo correndo dietro a modelli che non sono utili per il nostro territorio. Spesso e volentieri, ogni tanto, le questioni di nicchia vanno assolutamente... Parla di modelli stranieri? O modelli... No, parlo di quello Veneto, stiamo parlando di Veneto, sì, che è un modello straordinariamente funzionale. Non funziona dove? Nel settore banche. Noi abbiamo visto il nostro sistema bancario, se qualcuno ha visto proprio diciamo, gli ultimi eventi, ha capito che c'è stato un modello di gestione personalistica. La Popolare di Vicenza non è che è andata a finire così per motivi strani, chissà, dovuti dagli extraterrestri. No, c'è stata una gestione dei manager in maniera personalistica, dove denari sono stati dati dove non c'erano le garanzie, ma funziona così dappertutto, cioè non ci voleva un genio per capirlo. Il credito cooperativo e altre banche locali. Esattamente, perché c'è stata una gestione di banche nate per il territorio e per le attività del territorio che hanno cominciato a pensare di essere diventati grandi. E quello è stato lo sbaglio, dove hanno fatto investimenti sbagliati, dove hanno fatto investimenti per gli amici degli amici, e questo hanno portato i fallimenti che hanno visto. Perché hanno avvantaggiato imprese slealmente rispetto ad altre che magari tecnologicamente hanno tradito la mission per cui erano nate quelle di essere banche locali. Posso dire però io devo andare in pubblicità, per cui devo interrompere. Do la parola a Bortolami subito dopo la pubblicità. Infatti prima dicevo, non è vero che il piccolo è più bello, perché no, do la parola dopo la pubblicità perché sennò non c'è tempo. Pubblicità, pochi secondi. Dopo di te io.